cari amici e cari nemici, sono qui questa sera per darvi una notizia, almeno per me, veramente brutta. Ho deciso oggi di tagliare quella trasmissione Strano Amore Siciliano, di smettere di farla, perché ci sono stati ultimamente troppi commenti, troppa gente che ha parlato male di me, che pensa che io mi approfitto della gente. Allora io ho deciso di cambiare totalmente mestiere e di smettere con Strano Amore Siciliano. Addirittura, scusate, mi sto commuovendo, scusate. Ah, ci siete cascati. E non è questa la brutta notizia. La brutta notizia è che io continuo ancora a fare Strano Amore Siciliano. E per festeggiare questo bel giorno vi voglio presentare un cuore solitario che si è presentato stamattina. Vieni avanti, Filippo. Lui è Filippo. Ha 35 anni e viene da Marsala ed è in cerca dell'anima gemella, un cuore solitario. Ciao Filippo. Ciao compare mio, buongiorno. Allora Filippo, innanzitutto chiariamo una cosa: come mai ti sei presentato con la maschera? Così lo facciamo sapere ai nostri telespettatori che ci stanno guardando. Perché sogno l'aio che faccio cacare. Allora mi voglio fare abitare, ma se no non ho speranza a trovare a nudo. Però mi sa che tu hai un bel carattere, perché gli amici parlano bene di te. Amici non ho, No, amici maschi. 4 atte ho. Mi cagano solo i cani a me. Vabbè, comunque ci sono. Sono disgraziato, va. Ascolta, nella vita tutti abbiamo una speranza. E io penso che la speranza ci sia anche per te. Speranza, chi vive di speranza, di sperato amore, mi imparare a me. Va bene Filippo, allora. Io sogno un po' così, un po' pessimista, perché la vita è stata un po' dura con lo so. va. Lo so, mi hai accennato qualcosa, che ne hai passate tante. Io mi vette in capo televisione e pensai magari una ticchia di speranza per me a cieco perché finora l'unica zita che ho avuto è come passa buono, perché mi scassa minchia e chissà. Sì. Chissà, io solo con chissà mi faccio, è un po' come mi stancava perché è fredda, ma non ticchia che innazza che dà buona. Esatto. No, ma ti capisco, effettivamente. Mi dissero che siete brave per a trovare gainazza per... Ma noi ci tentiamo. Perché la nostra... è un po' particolare come a mia, allora... La nostra forza è il web. Il web è ok, no web? Il web è quando uno mette le registrazioni in rete. In capo a YouTube? Sì, in capo a YouTube. Ah, YouTube, ti vite a te in capo a YouTube. Esatto. Con questa registrazione abbiamo la speranza di poter catturare qualche anima gemella per te. Non mi posso fare abire, ma perone, tu che dici? Potremmo fare qualche cosa? Poi, avete qualche un po' di innazza sotto la mano per mia? Ma le telefonate ci sono ottime speranze. Pure per mia? Pure. Buono, vabbè, Filippo. C'è allora. Esatto. Allora, ascoltami Filippo, parliamo un po' di te. Come passi il tempo? Cioè, cosa fai? Intanto che lavoro fai? Un cazzo faccio io. Ho un'anticchia di pensione perché feci un po' di gaita e mi fece dare a pensione che sogno mezzo forte, va. È un sogno forte, però ho la pensione che sogno forte e con 300-400 una truffa, va. Cioè freghi lo Stato. E me ne fotto a campare, fottono tutte, fottono quegli, pure il Parlamento fottono e non fottere, poi si dice sempre futti che Dio perdona a tutti. Bravo, vedi cos'hai pure tu Vangelo, esatto. Bravo, io pure studiavo Vangelo. Esatto. E quanto prendi ogni mese? Quando riesci a fottere? 300-350 euro, poi qualche travaglio nero, tipo pulizia cesta, va? Sì. Chissà. Comunque alla fine, insomma, ogni mese arrotondi, no? Arrotondare. Avanza arrotondo, esatto. Perché ma dico, tutta spesa. L'anima gemella, dico, la possiamo mantenere, no? E che ne sai, ma è una pevare, solo chissà, da presentare, chissà che fredda. Dico, se dovessimo trovare una ragazza per te, dico, fare? A me si è concesso che tu la vuoi donna, giusto? Un gacetto che sogna il rosigno io. La voleste femmina, però. Perché sai come oggi, Ma io ti chiamare perché mi voglio maritare. Esatto. Io voglio ficcare, va, non voglio fare niente. Un me va là e la voglio come acchista, con palla. Esatto. Va stare muta, va a vedere un bello tu sapetto per mia. Come te la dire, non so parlare buono italiano. Come a capire, allora, non so se posso parlare a così una telecamera. Arrivato a questo punto, Filippo, io non ti posso garantire niente, però ci possiamo tentare. È meglio un gaucho un culo, non è vero? Sì. Va bene, allora, parlaci di te, che tipo di carattere hai? Mi piace roimere,
mi piace mangiare e volessi pure fottere per un fotto perché un po' capita male. Ascoltami Filippo, a parte lei, esatto, cioè come fai tu a resistere Una a volta questa... aveva una chiapa, però entra mi mossa perché il cane mi scannavo, però che chiapa mi divertiva, era per la cabra, non si lamentava, non ballava, però a 2 anni già che mi mossa la chiapa Logico. e non posso fare più niente. Certo. E chissà tragedia, Certo. tu mi capisci? Logico, Le chiappe ti piacciono? Da mangiare sì. Ah, no, io non mi mangio, no, io ci faccio un'altra cosa. Ok. A volte Vabbè, mi piace ascolta. che mi vaso pure, c'è a Ecco, voto, va. Gli uomini di solito hanno un'amica, un'amica che si chiama Federica. Che mamino, che inchiaccato mi vinnero, compa. Perché io sto notando che tu hai una mano diversa dall'altra, una è più grossa e una è più È piccola. troppo rossa perché chissà. La destra è più grossa. Se addesciata. Esatto. Posso fare. È un registro campo. Attenzione perché ci sono cose che non possiamo dire, attenzione. Non posso dire che Non- mamino non ci- come un forte. No. È reato, no. Sai come non è giusto Non in si può televisione, dire. non è giusto in televisione. Ma anche vuoi se- contaminare a sto mondo, compa? È che purtroppo Pure parrine, sai, i parrine si ficcano pure piccerine. lo so, però E che purtroppo- non posso dire che mamino. ci sono certe mamì. cose, ci sono certe cose che non si possono dire. Capisci? Perché tu me la purtroppo dire siamo se in non posso pubblico. dire una cosa, tu me la dire prima, ma se no io non è che io so quello parlo, che devi io dire. parlo perché sono ignorante, tu mi capisci, non Vabbè. ho scuole. Allora, Io saccio filmare un'anticchia, però manco capisco su come minchia film. Cioè, tu hai Ma scuola. posso levare sta Sì, buttata? sì. La leviamo. Allora Filippo, Dì. abbiamo detto che tu non lavori, cambi a sbafo. Un po' così. A sbafo dello Stato. Certo, come tutte quante. Come i vizi, che tipi di vizi hai tu? I vizi. Sono così i vizi. Fumi, bevi? Un'anticchia o bar ci vai, o mi vivo a Brescia vivo, a Bode, un amico mi porta un bertotono e mi fumo e mi sballo un capiscio che un cazzo e poi mi viene fame, venemma Sì. e mangio per 2 volte perché sogno un poco bucchiolo. va, No, ma perché- non ti manca nulla, sei completo. Un sticchio mi manca, compa, ma se a non parte- ti avessi chiamato. certo, a parte quello dico non ti manca nulla. Chi so voglio io? Esatto. A ciambella, io ci regalo all'amico me, a ciambella non mi piace, io voglio un pettuso la ciambella, a ciambella rugna all'altra. Allora ascolta Filippo, Ma questa tu parli donna... strano, parli troppo, e non ti capisco buono, parli troppo buono, ma tu hai scuole aute? No, basta. Ah. Però i miei sono più vasce vedemmo perché E quelle tue sono basse assai. ad inizio elementare e a bocciare 4 volte. Ho capito. Ma che fare? Ma compa? comunque l'importante è che ci capiamo. tanti ne capiamo. E soprattutto che ci capiscono anche a casa. Perché secondo te ne capiscono gioco? Ma io penso di sì. dai. Se sono mai sala, trapane, magari ne capisco, ma già un Palermo, secondo me non ne capisco. A Catania, a Roma, che mi hanno a capire, a me hanno a capire. Vabbè Filippo, parliamo ora di questa donna che andiamo cercando. Tu hai 35 anni. Sì. Questa donna da che età la dobbiamo cercare? È un saggio a legge soccorrice, però che non è possibile che la legge dice che mi posso ficcare. 18 anni. 18 anni. boh, Quindi dai 18 in su. Ma pure a 70, basta che non è morta, va. Però sai come che si dice, gallina vecchia fa buon brodo. Quindi Buono, ma mangio e poi a scanno, ma frutta e poi ma mangio. Basta che io mi addivetto, basta che carne Vabbè. caura. Allora, non è ascolta. fisca, ma va essere caura. Certo. Fridda, mi ficca a chista di plastica, va. vabbè Filippo, un'altra cosa importante. Come ti possono contattare? Dico, se c'è qualche donna che in questo momento sta guardando, dice voglio fare felice Filippo. Esatto, che ti vuole accontentare. Basta che mi domanda soldi, perché soldi non ce n'è. Io voglio soldi e sticchio. Se una femmina mi vuole dare, pure soldi, mi piglio pure soldi, però mi pare difficile che mi do una sticchia di soldi. Se mi vuole dare una sticchia di sticchio, io ci posso dire ragazze, ci posso pagare un caffè ogni tanto. Un piatto pasta ci posso dare perché quei soldi che fu tostato, un piatto pasta ce ne esce per tutte le robe. Donna mangia uno, mangiano robe. No. Mi impararono, mi piace e mamma. Vabbè. E un vabbè. po' che sta, mi interessa se è rossa, secca. I min la fa avere rossa perché a me non mi piace, a me mi piace la cainazza, Certo, certo. i min tanta va avere, Logico. deve essere poica. Certo.
assai poica. Cioè, la canzone la conosci? No. Poico, c'era uno che diceva poico, quella. Una retavano ci diceva poico, no, un altro di noi d'Italia, mi piace perché se poica, come si chiama? Non è Vasco, mi piace perché se poica. Vasco Rossi. Ma tu scolonnai, no, vero? Caruccio, mi piace questa canzone solo chi Va bene, Filippo, l'ultima cosa. Per contattarmi, che mi dai? Perché io non ho il telefonino con 300 euro mese che futto mi hanno dato il telefonino, manco saccio come minchia funziona il telefonino. Esatto. Ti scrivono a te, ti dicono, io mi volessi ficcare a Filippo, e tu mi dici, e chiama Ficco. Esatto. Se vuoi tagliare da lì, io me ne l'importante è esatto che non vai guardando l'aspetto esteriore, dico la faccia. No, io per tu se voglio, Esatto. il resto me ne la faccia non ti interessa. Me ne fotto un cazzo. Perfetto, va bene. Amiche telespettatrici, donne che state guardando questa intervista strana con Filippo, 35 anni, di Marsala. Filippo è qui, sta cercando una donna per sentirsi meglio. Non è vero, non voglio femmine, io voglio un pettuso. Il resto tu puoi pigliare tu. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente, magari conoscerlo di presenza, magari per vedere un caffè ci pago. Esatto, per vedere che faccia abbia qui il nostro Filippo di Marsala, 35 anni, ripeto, che è un bravo ragazzo all'apparenza, esatto, di vizi ce l'ha tutti, quindi non gli manca nulla. Come potete fare? Potete contattare la nostra redazione al 348 0382 850, mandate un messaggio WhatsApp perché per telefono non rispondiamo. Un messaggio WhatsApp, dice voglio conoscere a Filippo e noi vi metteremo in contatto con lui. Buono, ti ringrazio, detto meglio, speriamo che possa ficcare perché 35 anni, solo la chiapa e sta buttando la plastica, me lo auguro. Mi esaurito, compa, ma date una mano, perché la rannicchia scatta per te. Va bene, abbiamo detto tutto. Questo è tutto per la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente l'amico Filippo. Ciao. Salutiamo. Non te cosa boh.